Buongiorno a tutti, di chi è in sala e buongiorno anche di chi è a casa. È bello essere qui oggi, no? Almeno io una settimana che ho mancato, è bello ritornare, riessere qua, stare in famiglia. È bello anche sapere che ci seguono da casa, perché anche le persone che sono fuori ci seguono. E le vorremmo vedere anche qui, perciò è un invito che facciamo anche di venire in sala. Allora, io come sempre, o da quando ho cominciato a farlo, chiedo sempre di scaldarci la voce, il cuore, per poter cominciare a lodare il Signore. E lo facciamo col canto, canto Alleluia. Possiamo vedere in questa canzone è l'ultima parte in cui dice Egli è il re dei re e pensate che Gesù ci ha dato l'opportunità di chiamarlo papà, perciò noi siamo figli del re dei re e questo è una cosa stupenda. Leggiamo il Salmo 33 da 1 a 6. Esultate, o giusti, nel Signore, la lode s'addice ai uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterello a 10 corde. Cantate un canto nuovo, suonate bene con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalle parole del Signore, tutto i loro esercitis dalla soffio della sua bocca. Questo versetto qui è stato scritto da Davide in una fase di guerra. Lui era in guerra. E lui qui non ha parlato di quello che stava succedendo, di quello che è stato fatto, ma ha voluto fare un canto nuovo, ha voluto lodare il Signore per quello che Egli fa. E questo ci dimostra che lui era sempre presente. Infatti, andando avanti nel Salmo, noi vediamo anche che parla della creazione della terra, del cielo. Lo vediamo anche su Genesi, che parla sempre della creazione. Ci sono tantissimi versetti che io adesso non ho messo, che comunque parla molto della lode. Perciò noi siamo fatti per lodare il Signore. Lui ci ha creato per quello. E questo versetto ce lo dimostra e Davide ce lo insegna. Ecco perché facciamo il canto Dio grande Dio. Glorioso Re.
Amen. Grande Dio. Perché Dio è grande? Perché Dio combatte le nostre battaglie. Noi ci sforziamo, ci mettiamo a combattere, facciamo di tutto, però Lui combatte le nostre battaglie. Questo salmo dove Davide racconta e vuole trasmettere la lode del Signore durante una guerra, e lo trasmette perché Lui combatte le nostre battaglie. Noi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo solo lasciare che Lui faccia. E questo possiamo veramente dire che è un grande Dio. Il nostro Dio ama la giustizia, ama l'equità, ma non è la nostra giustizia, non è la nostra equità. È un'equità al di sopra. Per Lui è giusto. Lui ha creato la terra, ha creato il cielo, il mare, l'ha messo in dei bacini, in modo che non espanda la sua potenza il mare, non espanda l'acqua. Noi vediamo adesso, per fare un esempio, telegiornali, c'è la pioggia, c'è l'alluvione, l'acqua esce fuori. Che potenza ha l'acqua? È una cosa immane, però Dio l'ha chiusa, l'ha messo in dei bacini, per non farci combattere noi, ma lo fa Lui. Ecco perché Dio è anche giusto. Giustizia cosa vuol dire? La nostra giustizia? No, la nostra giustizia è sbagliata. La nostra giustizia è un'altra cosa. Quella è la giustizia divina. Cioè Lui farà e dirà quello che è giusto per noi, che a noi vada bene o no, perché molto spesso siamo un po', ma io vorrei un'altra cosa rispetto a quella, però Lui se fa una cosa per noi la fa nel modo giusto. E Lui è stato fedele. Quanti di noi possono dire che Gesù è stato fedele? Tutti. Lui ci ha seguiti, ci è stato accanto, ci ha fatto cose che noi neanche sapevamo che eravamo in pericolo o che c'era qualche problema, ma Lui era lì e ci ha protetti in qualsiasi maniera, anche se noi non ce ne siamo accorti, però Lui era lì. Magari ce ne accorgiamo dopo anni e dici, cavoli, e quella volta lì avrei rischiato, però il Signore ha messo la sua mano. Ma lo capiamo più tardi, però Lui è sempre con noi. E adesso vorrei fare un canto dalla nascita del Sole. E per fare un piccolo commento su questo qui, questa è una canzone che nasce molto spesso per i bambini. Però Gesù ci ha detto una cosa: noi dobbiamo diventare bambini per rinascere di nuovo o per arrivare alla sua presenza. Facciamo questo canto. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore.
Stiamo lodando il Signore e oggi vedo una bella carica, vi vedo partecipi, vi vedo cantare bene, vi vedo pieni di voler lodare il Signore e questa è una cosa bellissima. E spero che questo arrivi a casa e spero che anche chi è da casa lodi il Signore nella stessa maniera che lo stiamo facendo noi qua in questo momento, in questa sala, perché qua siamo nelle braccia del Signore, siamo assieme al Signore. E per questo lodate il Signore dalla nascita del sole, cioè dalla mattina alla sera. Questo non è solo oggi, ma tutti i giorni della nostra vita lo dobbiamo fare, dal lunedì alla domenica e poi si ricomincia. Perciò vogliamo lodare il Signore con delle preghiere, singole, personali, perché il Signore qualcosa questa settimana l'ha fatta. Piccolo, grande, l'ha fatta. Ringraziamolo per quello che Lui ha fatto per noi. Signore, grazie, Signore, perché Tu sei sempre la nostra presenza, Tu sei nei nostri cuori, Tu sei in tutto quello che ci circonda, Signore. Grazie, Signore, perché Tu provvedi per le nostre giornate, provvedi per il nostro risveglio. Noi ti ringraziamo perché ci possiamo semplicemente svegliare, perché questo non è una cosa dovuta, ma è una cosa che Tu ci concedi, che Tu ci dai, Signore. Noi vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo innalzarti, Signore, per tutto quello che Tu fai per noi e quello che noi vediamo e quello che non vediamo. Grazie, Signore. Grazie per la Tua bontà, grazie per quello che ci hai donato, grazie per la Tua fedeltà, grazie per la Tua grazia, grazie per la Tua equità. Grazie, Signore, perché Tu combatti le nostre battaglie, Signore. Grazie, Signore. Tutto questo noi te lo diciamo nel nome benedetto di Gesù Cristo. Sia lode a te, Signore, sia lode a te, Padre, perché combatti le nostre battaglie. La nascita del sole, Signore, fino al tramonto e anche alla notte, noi vogliamo ricordare la Tua vittoria e il Tuo amore per noi. Il Tuo amore è vincitore, la Tua vittoria è potenza, Signore. Lode a te, oh Signore, per la Tua potenza, lode a te, oh Signore, per il Tuo amore per noi. Grazie perché possiamo dirti dalla nascita del sole fino al tramonto e anche di notte vogliamo lodare il Signore. Grazie, Signore, perché possiamo dirtelo non perché Tu ce l'hai insegnato razionalmente, ma perché lo Spirito è dentro di noi ci induce a lodarti. Sia benedetto, Signore, per lo Spirito Santo che ha mandato nel mondo, per lo Spirito Santo che ha mandato a noi, perché possiamo essere consapevoli di questa potenza e di questo amore sorprendente, potente. Sia lode a te, Signore. Sia lode a te, Signore, anche quando il sole non si fa vedere come una giornata come oggi. Sia lode a te, Signore, perché Tu ci sei sempre, dalla nascita al tramonto di notte. Sia benedetto il Tuo nome, Signore, da ora per l'eternità. Amen. Padre, grazie per il privilegio di appartenere. Grazie per ciò che Tu sei, Signore, per la Tua maestà, per la Tua fedeltà, Signore, per il Tuo amore infinito che hai dimostrato su quella croce, Signore, per il debito nostro. Grazie che possiamo venire direttamente alla Tua presenza, Signore. Grazie a quel sacrificio che il Signore Gesù ha fatto per noi. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo perché noi sei Dio. Grazie perché sei accanto a noi in ogni momento, nelle difficoltà, nel dolore e nella gioia, Signore. Tu sei sempre accanto a noi. Lo sei sempre stato e sempre lo sarai. E per questo vogliamo dirti grazie con tutto il cuore ed adorarti per l'eternità. Amen. Grazie, Signore, per il privilegio di appartenere alla Tua Chiesa, Signore, formata dal sacrificio, dal riconoscimento del sacrificio di Gesù Cristo. Signore, grazie per la benedizione che riversi sulla Chiesa, grazie per il sostegno, il conforto, il senso di appartenenza. E, Signore, grazie che ci tieni uniti, che ci leghi a Te, Signore,
Io voglio benedirti questa mattina per ciò che stai facendo nella tua Chiesa universale, Signore. Oh Maestraci e proteggici nella tua volontà. Per questo io ti ringrazio, ti lodo nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti voglio ringraziare per questa settimana, Signore, perché sei stato meraviglioso, stupendo, come diceva il fratello, Signore, tu hai combattuto le nostre battaglie, Signore, e vincitore sei solo tu, Signore. Ti ringraziamo per la verità, Signore, ti ringraziamo per l'amore, per la tua fedeltà. Grazie, Signore, per tutto quello che tu hai fatto in questa settimana, anche per la preparazione dei calendari, anche per il nostro stare insieme tra sorelle. Signore, benedici questa comunità che possa dare lode e gloria a te, Signore, ogni giorno della nostra vita. Amen. Grazie Signore, perché tu sei l'unità costante della nostra vita, Signore, sempre presente nelle difficoltà, nelle gioie. Tu, Signore, sei sempre con noi e possiamo contare su di te, tu ci dici abbandonatevi a me. Voi che siete cavalieri stanchi, io vi darò il colpo, Signore. Questo lo tangiamo con mano, solo che spesso ci dimentichiamo di questo. Ringraziamo per esserci sempre, per sollevarci, per aiutarci, per amarci soprattutto. Non è una cosa scontata, siamo molto difettosi, Signore, ma tu ci rendi perfetti nel tuo amore, Padre. Grazie, ti lodiamo, ti ringraziamo anche per questa comunità, per l'amore che ci hai dato, Signore. Aiutaci ad andare avanti e crescere, Signore, sempre guardando te, guardando fisso l'obiettivo, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo di cuore. Amen. Signore, siamo nella gioia questa mattina perché tu sei dentro le nostre circostanze e ci accompagni in questo cammino della vita. Ti ringraziamo, Signore, per questa presenza paterna, Signore, per questo accompagnamento che riceviamo ogni giorno, Signore, e ti ringraziamo questa mattina, Signore, per il privilegio di poterci presentare davanti a te come figli adottati dalla tua grazia. Ti benediciamo questa mattina con il canto, con pensieri che sono dentro il nostro cuore, alcuni sono silenziosi, altri possiamo anche esprimerli. Voglia tu ricevere la nostra lode e la nostra adorazione nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore per questa mattina, grazie Signore per quello che ci doni, per come riempi i nostri cuori, come ci dai gioia, Signore. Signore, grazie perché possiamo cantare con degli strumenti nuovi, grazie perché ce l'hai donati, grazie che ci hai donato delle persone che cantano, che lodano nel modo giusto a livello di voce, Signore, ma tu ascolti soprattutto la lode del cuore. Grazie, Signore, perché ci hai dato una comunità, Signore, ci hai dato una chiesa, che la tua chiesa è il popolo tuo, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci permetti di arrivare lontani, Signore, grazie alla tecnologia, grazie alle persone che lavorano dietro a questa tecnologia, Signore. Grazie, Signore, perché tu veramente ci dai un canto nuovo, ci dai una vita nuova, ci cambi completamente, Signore. Noi ti vogliamo lodare e ringraziare per tutto quello che tu fai per noi, Signore. E ti ringraziamo perché tu ascolti ogni cosa, sia quelle in silenzio, sia quelle a voce, Signore. Grazie, Signore, di tutto questo, Signore. Amen. No, prima di passare alla parola di stamattina, a quello che il Signore ci vuole dire, ci vuole parlare, quello che ci vuole insegnare, facciamo il canto Il tuo nome innalzo Dio.
Alziamoci in piedi, che viene meglio. Il tuo nome innalzo Dio, con le lodi del mio canto, sono felice che sei me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me, oh Signore innalzo te. Il tuo nome innalzo Dio, con le lodi del mio canto, sono felice che sei me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me, oh Signore innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio e ora vivi e regni in me, oh Signore innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me, oh Signore innalzo Grazie Signore che sei entrato nella mia vita. E questo ci fa capire quanto Lui ci ama. Adesso lasciamo la parola a nostro fratello Riccardo che ci insegnerà qualcosa che il Signore ci vuole dire. Buon ascolto. Diceva Gianni, la parola di Dio ci insegnerà qualcosa oggi. In realtà ho dovuto io imparare qualcosa oggi. Questa settimana preparavo la riflessione sul tema dei conflitti e così mi sono accorto durante la settimana di averne creati qualcuno anch'io inconsapevolmente, no? Basta solo non fare delle cose e crei un conflitto. Pertanto, parlando a voi, parlo anche a me. La parola in qualche modo ci coinvolge sempre e in un certo senso rivoluziona il nostro modo di pensare e di agire. I conflitti, una realtà visibile nelle nostre vite, strumenti per uscirne, gestirli per un buon cammino. Questo potrebbe essere il titolo, il tema di questa mattina. Parleremo dei conflitti. Perché ne parleremo, ne parliamo? Perché fanno parte della nostra vita, direi nello specifico della nostra quotidianità. Finché viviamo con altre persone, prendiamo consapevolezza che le nostre opinioni, ancor più le nostre azioni, si scontrano con quelle degli altri. A volte si potrà fare marcia indietro, ma scappare, uscire da quel conflitto, non risolve. Anzi, rimane del fuoco acceso che ci logora nel tempo. Alcune relazioni sono troppo importanti per poter scegliere di andarsene via. In altre invece si rimane finché non si ottiene quello che si vuole. Aggiungere a questa riflessione anche con assoluta fiducia come la Bibbia, Dio stesso,
ci dà un modo potente per rispondere al conflitto. La nostra naturale tendenza è quella di concentrarci su ciò che ci è stato detto o fatto, ma questo ci vincola a rimanere lì fermi senza trovare altre soluzioni. Infine, perché no? Non abbiamo forse nella grazia un riferimento cristologico, ovvero ciò che ha fatto Gesù alla croce, offrendoci una gentilezza e un interesse immeritato? Questo significa che possiamo rispondere agli altri come Egli ha risposto a noi. Lui è l'attivatore della riconciliazione, pertanto possiamo riconciliare ciò che è in uno stato di conflitto, perché la pacificazione nelle relazioni non ci viene naturale. Possiamo anche parlare di avere degli obiettivi? Credo di sì. Trasformare la frustrazione in opportunità, superare le divisioni per arrivare all'armonia, direi dalla rabbia all'amore, come anche la misericordia, perdono, alla forza e alla saggezza. Parlo anche di forza perché in una situazione di conflitto siamo in una condizione di estrema vulnerabilità. Il tentativo questa mattina è cercare di avere degli strumenti nel cammino con Dio che ci permettono di vivere il conflitto come una opportunità, far crescere le relazioni, come anche rafforzarle mediante delle soluzioni eque, in un certo senso che soddisfano entrambe le parti. Possiamo anche compiacere Dio e onorarlo? Possiamo dire sì. Quindi cercheremo anche di trovare risorse adeguate che ci aiutino in questa realtà della vita ricca di conflitti, diventando anche dei protagonisti attivi della pacificazione. Partiamo dalla domanda più ovvia. Che cos'è un conflitto? È fondamentalmente un disaccordo con un'altra persona su ciò che si pensa, si desideri o si voglia fare. Può essere di piccola portata oppure ha a che fare con grandi controversie e porta ad avere delle ferite nei sentimenti, per esempio, ma può coinvolgere e danneggiare anche la proprietà. Il conflitto inizia quando non otteniamo quello che vogliamo. Anche se inconsapevoli, siamo influenzati dalla cultura, da ciò che ascoltiamo e vediamo, dalle trasmissioni televisive, dalla pubblicità. Ogni tipo di comunicazione pone il centro su noi stessi e sui nostri bisogni. La vita è tutta per me e tutti i miei bisogni sono più importanti dei tuoi. Questo è un messaggio indiretto che ci arriva anche nella comunicazione. Me lo merito, ho il diritto. Pertanto non arrivare a questo obiettivo mi indirizza al conflitto e se non ottengo ciò che voglio posso iniziare a punire gli altri. Questo è l'inizio del conflitto. Combatto perché non ottengo ciò che voglio. E allora dobbiamo partire da una pista, da una strada che ci mette in movimento nella riflessione di questa mattina che troviamo nell'epistola di Giacomo, capitolo 4, versetti 1 e 2. Giacomo 4, 1 e 2 dirà l'autore: da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate
e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Non possiamo sfuggire al conflitto, anche perché fa parte del nostro DNA. Le nostre conversioni a Cristo non ci pongono in un cristianesimo romantico, ma siamo sottoposti ad una serie di combattimenti e quelli più nascosti e meno visibili provengono proprio da dentro noi stessi. Più lavoriamo su noi stessi, ci dirà Giacomo, e più saremo in grado di gestire ciò che accade fuori da noi stessi. In un certo senso ci lascia conoscere la radice del problema, ma anche ci fornisce la soluzione. Si desidera, dice Giacomo, e non si può ottenere. E usando il termine biblico citato, voi bramate e non avete. Allora ogni conflitto rivela un desiderio straordinariamente forte per qualcosa che desideriamo così tanto che siamo disposti anche a litigare e combattere, a peccare contro gli altri e a disonorare Dio per ottenerlo. Chiediamoci cosa voglio che non sto ricevendo in questo momento. La risposta ci aiuta o ci aiuterà a riconoscere lo specifico desiderio peccaminoso che sta alimentando le nostre lite o lotte. È anche opportuno dire che alcuni conflitti hanno dei risultati disastrosi, altri invece sono un'occasione per crescere e migliorare. Dato che stiamo leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, sicuramente ricorderemo il momento in cui vengono istituiti i diaconi nella Chiesa. Perché vengono istituiti i diaconi? La scelta di Stefano, uomo accreditato dagli Apostoli a rivestire quel ruolo specifico, nasceva proprio da un conflitto che riguardava la disparità di trattamento nel gestire i servizi ai poveri e alle mense. Un conflitto che dona alla Chiesa una nuova linfa per gestire non solo l'accompagnamento spirituale, ma anche una diaconia più pratica che garantiva parità di trattamento. Ricordo che la Chiesa include e non ha riguardi pregiudizievoli verso alcuni. Altra situazione, molto più recente, di qualche settimana fa, che abbiamo visto proprio in Atti 15. Il conflitto nasceva tra giudei e gentili, in particolare la pretesa degli ebrei di far circoncidere i gentili come accesso alla salvezza in Cristo. Era come dire, non basta credere in Gesù, bisogna anche seguire i riti di Mosè. Altra occasione come un conflitto consente, quindi è propositivo, di dire delle cose protese a sviluppare l'unità nella Chiesa nella diversità. Pertanto, in un contesto di unità e pluralità, fu indetta una conferenza nella quale intervenirono 2 apostoli, come Pietro e Giacomo, trovando una soluzione che potesse garantire nella Chiesa proprio la convivenza tra giudei e gentili. Unità significa che abbiamo uno scopo, una mente e abbiamo un cuore. Uniformità significa che siamo dei cloni l'uno dell'altro, ovvero che guardano, pensano e agiscono nello stesso modo. Non è questo che abbiamo di bisogno e Dio non ci chiede questo. Altri conflitti invece derivano da fraintendimenti. Non c'è una persona sulla terra che comunichi perfettamente, sia quando parliamo, sia quando ascoltiamo. Innumerevoli conflitti sorgono quando pensiamo di aver parlato e ci siamo chiariti o di aver ascoltato e compreso correttamente, eppure saltiamo a conclusioni errate. Allora, 3 semplici conclusioni possiamo dire fin qui. 1.
Le persone sono diverse e vogliono cose diverse. Di solito questa è la scintilla del conflitto. 2. Le differenze peggiorano quando sono fondate sul nostro egoismo e orgoglio, che guida le nostre reazioni. Questa la possiamo definire la benzina, in un certo senso. Terzo aspetto, infine, farsi dominare dai desideri peccaminosi che guidano le nostre parole e azioni. Le parole promosse da Giacomo ce lo ricordano. Insomma, c'è un innesto, la scintilla, c'è la benzina, il carburante, infine sarà il fuoco che incendia le nostre relazioni. Allora, rileggiamo ancora Giacomo, capitolo 4, i primi 2 versetti, partendo proprio da questa domanda: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Lo stimolo, la sfida è lavorare nel costruire delle vite sante, consapevoli anche di criticità che risiedono in noi stessi. Questo attenua molto i conflitti. Il processo biblico attraverso la formazione, la vita comunitaria, la qualità degli argomenti che produciamo sono tutti deterrenti ad una vita potenzialmente idonea a gestire i conflitti. Domanda: c'è una buona notizia sul conflitto? Certamente sì. Gesù ha detto che la nostra risposta al conflitto può dimostrare chi siamo. Egli, prima di lasciare i suoi discepoli, ha voluto dire qualcosa in merito. Prima del suo arresto, prima che i soldati lo avrebbero preso nel giardino, prima di tutto quello che conosciamo e narriamo molte volte, ha voluto dire le seguenti parole. Le altre invece le ha dette al Padre. Pertanto leggiamo due testi, Giovanni 13:35, che una sorella in questa settimana ha citato in un incontro che abbiamo avuto su Zoom. Giovanni 13:35: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Allora, gestire i conflitti promuove il Vangelo. Lavorare su noi stessi ci qualifica per essere tali e chi ci osserva, ci guarda, ha bisogno di conoscere da quali fonti, sorgenti, si alimentano le nostre vite. E se non bastava questo appello a loro, ne avrebbe parlato pure con il Padre, affinché ci fosse una direzione per la Chiesa, per le famiglie, per le singole persone, con lo scopo di indirizzare gli altri a credere. Capitolo 17, sempre del Vangelo di Giovanni, ecco cosa dirà Gesù al Padre. Versetti 21 a 23, lui dirà al Padre: che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché, dirà Gesù, siano uno come noi, siamo uno. E in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Il conflitto può essere gestito solo da una nuova relazione che si innesta con le nostre. Ecco perché abbiamo una speranza e una motivazione. L'unica vera armonia è
in Gesù, e quando coloro che sono in Gesù non hanno questa armonia, significa che la radice del conflitto è preminente sulla responsabilità personale di voler cambiare. Siamo in quel famoso triangolo di responsabilità tra scintilla, benzina e fiamma, che accendono, alimentano, infiammano i nostri conflitti. La buona notizia è che il conflitto può essere gestito. Quella cattiva è che non può essere annullato. Le parole dure di Giacomo sono infatti indirizzate alla Chiesa. Il cristianesimo non è un viaggio romantico, ma una realtà di vita nuova che può e deve utilizzare nuove risorse fornite da colui che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Pertanto il Vangelo è sia verticale, raccogliendo questi benefici, ma anche orizzontale, portando pace tra individui e gruppi. In un periodo particolare come il nostro, ove è stato elevato il livello della tensione e di conseguenza, come se fosse direttamente proporzionale anche quello della paura, allora abbiamo bisogno di calmare i conflitti che si agitano dentro di noi e intorno a noi. Ora vorrei proporre anche un superamento del conflitto. È un discorso che si indirizza a coloro che sono alla ricerca di Dio, sono curiosi di conoscerlo o sapere quale percorso fare per arrivare a questo obiettivo. Pertanto inserisco il punto centrale di questa riflessione, la speranza del Vangelo, e poi parleremo della trasformazione del Vangelo. Intanto, cos'è il Vangelo? Il Vangelo è una buona notizia perché Dio agisce nelle nostre vite per fare la pace. È Lui che viene incontro a noi, prende l'iniziativa e ci dice che vuole fare la pace. Ci spiega anche i motivi di questo conflitto che è in capo a ciascuno di noi, ma rivela anche il modo in cui ha provveduto alla rimozione di questo conflitto. Pertanto l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 21 e 22, ci dice qualcosa. Paolo dirà: «E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili». Si vede molto chiaramente il conflitto che ci rendeva estranei a Dio. L'autore pone la corrispondenza tra pensieri e azioni, ma comunica anche la risoluzione promossa per mezzo del Figlio, come anche la nuova realtà che sperimentano i suoi figli davanti a Lui. Che cos'è il Vangelo per me e per te? È solo un passaporto per il cielo? Lo è, ma è anche altro e soprattutto altro. Il Vangelo è per questo giorno di vita che ci è stato donato, che ci consente di essere qui presenti. Il Vangelo è necessario per i peccati con i quali e per i quali lottiamo in questo giorno e lotteremo in questo giorno. Il Vangelo è necessario per far crescere le nostre vite. Il Vangelo è necessario per far luce su quelle relazioni che ancora oggi sono rotte, lesionate e che hanno bisogno di essere sanate. Vi ricordate, al principio ci siamo detti che non sempre possiamo scappare dalle relazioni, perché siamo esseri di relazione e perché quelle relazioni sono veramente importanti. Allora significa che Dio non ha finito con me e non ha finito con te. E il Vangelo ci pone nella condizione giuridica di fare qualcosa che vada oltre la salvezza e riguarda proprio la nostra quotidianità.
La buona notizia è che non sono più quella persona che ero, ma non sono neanche quello che dovrei essere. Pertanto sono una persona, un figlio, una figlia in cammino. Preferirei che l'egoismo, l'egocentrismo, l'orgoglio, il peccato non ci fossero, ma sono in viaggio per diventare più simili a Cristo. Dobbiamo essere reali, concreti, non immaginari. Il cristianesimo non è vita romantica. Come abbiamo sentito stamattina, tutto parte da una battaglia e viviamo nella battaglia. Perché le battaglie più forti, più nascoste, sono interiori. È da lì che parte tutto e si va da un'altra parte. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, rileggendo quel versetto 22 di Colossesi, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé. Guardate che dignità riceviamo nella grazia. Comparire santi, senza difetto e irreprensibili. Dio ci vede in una maniera nuova e rinnovata, molto di più di come ci vediamo noi. Mi ha sorpreso e incuriosito il messaggio evangelistico che Paolo, apostolo, ha voluto dare agli Ateniesi. E qui siamo al capitolo 17 di Atti. Questo ci fa vedere anche come la predicazione si innesta con il vissuto della settimana della comunità. La predicazione è parte integrante di un percorso ecclesiale. Atti 17. Questo discorso con gli Ateniesi. Come lo avremmo sviluppato noi? Immaginate di essere all'Areopago, in questa città, credo dal punto di vista dell'architettura straordinaria, una delle più belle città di quel momento storico. Si dice infatti che ad Atene c'erano più statue di idoli che monumenti. Potete immaginare. Camminando per la strada trovate più statue che abitazioni, più statue che monumenti. Infatti lo spirito di Paolo fu fortemente inacerbito, dice il testo. L'Apostolo darà a loro una parola che possono comprendere e soprattutto possono accogliere. Li avrebbe potuti bastonare, come si dice, no? Invece ha un approccio adatto alla loro comprensione della spiritualità e della divinità, essendo degli adoratori di molte divinità pagane. Atti 17, 24 a 27, lui dirà così: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui, che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la terra, su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, i confini delle loro abitazioni, affinché cerchino Dio e mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Nominarlo creatore significava ricollocare gli ateniesi al posto giusto ove Dio li avrebbe voluti, ovvero in relazione con Lui e non con gli altri idoli da loro costruiti.
Paolo si preoccupa con il suo approccio ad Atene di dimostrare che Dio è il creatore del mondo e che desidera che gli uomini lo cerchino. Declina ciò che credono, esalta ciò che proclama in un linguaggio appropriato alla loro conoscenza. Parlò di origine della vita agli ateniesi, da dove proveniamo. Poi parlò del senso della vita, noi siamo sua discendenza. Infine parlò del fine della vita e solo alla fine del discorso parla di morte e di giudizio, argomento sviluppato più avanti nel testo. Difficile da accettare ma anche difficile da dimenticare. Su questa cosa ti ascolteremo un'altra volta. Sì, ci è piaciuto tutto, però su questa cosa, però intanto è rimasta lì, nella loro memoria. Ha trovato una chiave di accesso per parlare a loro. Paolo dirà: questa ricerca non sarà infruttuosa, perché Dio non è lontano da ciascuno di noi, dà speranza nel sapere che Dio non sia così distante. Ecco cos'è il Vangelo. Dire a qualcuno che Dio non è così distante dalla tua vita. Forse la risoluzione di un conflitto sta nel coinvolgerlo e renderlo protagonista con la preghiera, cercando di andare verso colui o colei che ti ha ferito o ci ha ferito. O forse solo risolvere un conflitto che parte da dentro noi stessi e che ci ha generato e che si è generato, da tutt'altra parte, la cui radice è solo nel nostro egoismo. Paolo annuncia anche agli ateniesi dal palato sofisticato che erano ad immagine e somiglianza di Dio, e questo ci potrebbe aiutare a ricordarlo nei nostri conflitti, perché probabilmente lo abbiamo messo fuori, alla porta, e dentro quel conflitto siamo rimasti da soli. Il Vangelo è un messaggio di speranza, non solo perché offre un passaporto per il cielo, ma unisce il cielo e la terra. Significa che qui ed ora, oggi, possiamo scegliere di vivere connessi con Lui, e questa relazione favorisce quelle orizzontali, quelle con il mio prossimo. Pertanto non solo possiamo parlare di speranza del Vangelo, ma anche di trasformazione del Vangelo. Bisogna andare oltre il solo pensiero di vita eterna. Quella è l'assicurazione, la polizza. Ora bisogna accendere la macchina e camminare. Chi crede ha nuova vita, come anche nuovi scopi. Siamo accreditati direttamente da Dio in questo rinnovamento, perché le forze per cambiare e trasformare noi e ciò che è intorno a noi provengono da Dio stesso. Vorrei leggere con voi da 2 Corinzi, capitolo 5, 2 Corinzi, capitolo 5, versetti da 14 a 17. Infatti, l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, e quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. E poi c'è questo famoso versetto che ricordiamo spesso. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Aggiungo, però ci dobbiamo lavorare sopra per farle diventare nuove. A volte questo versetto viene recitato in una forma semplicistica che
si svincola dalla realtà della nostra esistenza, dai lavori che dobbiamo fare nella nostra vita. E allora possiamo solo dire che Dio non ha finito con noi, anzi inizia a lavorare. Paolo dice da ora in poi, ci dice anche che non viviamo più per noi stessi. Significa anche che l'innesco dei conflitti, come se fosse la prima scintilla, possiamo gestirlo in una maniera diversa perché incominciamo a pensare in una maniera più altruistica. Prendendo in prestito una frase di Tim Keller, un noto scrittore pastore famoso in tutto il mondo per le meravigliose opere letterarie, lui dirà queste parole molto semplici. È proprio nel Vangelo che possiamo sperimentare una vera salute relazionale, perché ogni cambiamento che avviene nella nostra vita, a meno che non sia solo una tregua nella gestione dei conflitti, scaturisce da ciò che Dio ha per noi proprio nel Vangelo. In altre parole, ancora si può dire che nell'approfondimento della comprensione della salvezza di Cristo si possono attuare veri e profondi cambiamenti. Ora mi avvio alla conclusione. Citando uno stralcio di un versetto di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato che ha dato. Perciò posso altrettanto amare e offrire perdono, riconciliazione. Io sono in Cristo, possiamo aggiungere, e quindi faccio. E non funziona il suo contrario. Faccio e quindi sono. Quel che io sono in Cristo significa riappropriarsi nella grazia di ciò che Dio aveva pensato fin dal principio, ovvero abbiamo un posto unico nella creazione. Ricordiamoci che nei Salmi è scritto che siamo stati fatti di solo in poco inferiore a Dio, coronati di gloria e di onore, anzi Gesù ci definisce essere delle divinità, dei dei, in quanto la parola di Dio a noi è stata diretta. Secondo aspetto, abbiamo un posto nel cuore del Padre, egli ha molti figli e tutti sono trattati nello stesso modo, li conosce profondamente. Anzi, egli è il buon pastore e chiama le sue pecore per nome. E se non basta, attesta alle proprie pecore, tu sei mio o tu sei mia. Infine, abbiamo un posto unico nel mondo. Si dice anche nel nostro modo di parlare quando qualcuno ci risolve un problema oppure si occupa di un nostro bisogno, cosa diciamo? Spesso, ho trovato l'uomo giusto al momento giusto. Poi non si sa perché non si potrebbe dire ho trovato la donna giusta al momento giusto. Forse perché nell'uomo si esprime l'umanità, diciamo così. Cosa significa trovare l'uomo giusto al posto giusto? Significa che possiamo essere noi stessi. Osiamo essere noi stessi come Dio ci ha fatti. Come dire davanti ad un'altra persona, gli porto qualcosa, perché ha incontrato qualcuno come me che mai ne incontrerà, perché sono un esemplare unico uscito dalle mani di Dio. Pertanto i conflitti ci impediscono di essere quello che Dio vuole realizzare attraverso le nostre vite, che a volte sono ferme, sono spente, isolate, a causa di conflitti non risolti.
C'è una speranza nel Vangelo. Cristo ha risolto il peggior conflitto che avevamo con Dio, diventando modello ed esempio. C'è una speranza in Dio di lavorare nelle nostre vite per conoscere la radice dei conflitti e poter intervenire e vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo questa mattina per la bontà della tua parola. È così buona questa parola, Signore, perché ci offre conforto, ci offre stimoli per diventare più simili a Cristo. Tu che ci hai resi santi, irreprensibili e immacolati, hai creduto in ciascuno di noi. Hai trovato delle potenzialità che spesso anche noi non vediamo. Pertanto ci rialziamo, pertanto prendiamo coscienza di quello che siamo davanti a te e del valore che abbiamo davanti a te e ci prendiamo anche la responsabilità, Signore, di cambiare noi stessi, di essere quello che tu vuoi. E in questo abbiamo bisogno del tuo aiuto, del tuo perdono, del tuo accompagnamento. Grazie di esserci nelle nostre vite. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore, tramite fratello Riccardo, di quello che oggi ci hai dato, e sfido chiunque qui o anche a casa a dire che per noi non siamo importanti per Dio. Noi siamo unici nel nostro essere e ognuno ha un compito ben preciso per Dio. Pertanto se uno si fa la domanda, ma io conto niente, no, per Dio conti. E sei importante in un tragitto, in un puzzle che per farlo diventare intero ci servi anche tu.